Conferenza stampa stamani dell'assessore comunale alla solidarietà sociale Marco Vullo per annunciare che da oggi sono in distribuzione i buoni spesa per un importo totale di 300.000 euro da spendersi entro il 31 dicembre. Ma le buone notizie non finiscono qua. Già da domani mattina verrà pubblicato il nuovo avviso per i buoni spesa da spendere nelle attività commerciali convenzionate. E ancora, la precedente amministrazione aveva ricevuto un finanziamento di 100.000 euro dall'associazione Terzo Pilastro, ma il settore della solidarietà non è riuscito a predisporre in tempo gli atti che scadevano lo scorso 15 novembre. L'assessore Vullo ha ringraziato il professore Cusumano dell'associazione Terzo Pilastro, che sarà presente ad Agrigento, ottenendo così una proroga nei tempi da spendere fino al 31 dicembre 2020. Oggi alle ore 12 verrà fatto il click per fare il pagamento dei buoni spesa regionali a tutte le famiglie bisognose che ne avevano fatto richiesta e che ad oggi ancora non avevano ricevuto il contributo. Quindi molte famiglie agrigentine nella giornata di oggi riceveranno il messaggio per poter recarsi poi nelle varie attività commerciali e fare la spesa in questo momento di difficoltà. Oltre a questo, nella giornata di domani partirà il nuovo avviso per la partecipazione alla domanda dei nuovi buoni spesa, sempre con gli stessi canali e sempre con le stesse dinamiche. E questa è una notizia importante perché in questo momento di grande difficoltà causata dalla pandemia da Covid-19, l'assessorato ai servizi sociali è pronto a dare una risposta concreta attraverso delle azioni mirate. Ne approfitto per ringraziare i dipendenti dei servizi sociali che in un certo senso sono stati vessati in questi giorni dal sottoscritto per correre, per dare delle risposte alla città, soprattutto a quelle fasce deboli, soprattutto a quelle fasce che oggi vivono in difficoltà anche per andare a fare la spesa. Ma non ci fermiamo a questo, grazie alla generosità dell'associazione Terzo Pilastro che nei mesi scorsi se ne era parlato, ma che rischiava di perdersi, abbiamo avuto un'interlocuzione di cordialità per una sorta di proroga e siamo ben lieti di comunicare alla città che un'ulteriore somma di 100.000 euro verrà destinata sempre alle famiglie bisognose con un avviso pubblico che partirà a fine mese e quindi anche queste somme andranno in un periodo pandemico ma anche in un periodo di festa che in un certo senso viene turbato, che è quello del Natale, per dare l'opportunità ai cittadini, alla città ma soprattutto a quelle fasce in difficoltà di avere dignitosamente la possibilità di poter continuare a vivere anche attraverso l'acquisto di beni di prima necessità. Ma non ci fermeremo a questo perché abbiamo l'opportunità, una volta rendicontata la somma che era prevista per il 2020, di avere un'ulteriore somma prevista dall'assessorato alla famiglia di ben 800.000 euro, sempre per le stesse tipologie, e nel 2021 saremo pronti per erogarle, ma lì faremo in modo di arrivare anche a dare l'opportunità ai cittadini che ne faranno richiesta di poter pagare le utenze. Quindi comprendete bene che stiamo cercando attraverso i servizi sociali, attraverso il mio assessorato, di venire incontro a tutte quelle fasce deboli della città e non solo, che in questo periodo di difficoltà veramente stanno vivendo in maniera difficoltosa e drammatica un momento economico che a causa delle problematiche stiamo avendo. Detto questo, a breve costituiremo e sarà ordine del giorno di una prossima conferenza stampa lo sportello sociale d'ascolto, che è un obiettivo che ci siamo posti e che intenderemo fare, che è una sorta di segretariato sociale dove i cittadini si potranno rivolgere, perché la città, il palazzo di città, il comune, i servizi sociali devono ritornare a fare il loro ruolo e saremo ben lieti di dare l'opportunità a chi vorrà di affacciarsi alla finestra del comune e dire ho una necessità, ho un bisogno, e quindi saremo pronti per dare questa risposta. Altre iniziative li porteremo avanti a brevissimo, poi faremo un quadro chiaro di tutte quelle che sono le disponibilità economiche che stavamo perdendo e che abbiamo voglia di recuperare rispetto al precedente passato, e quindi sono orgoglioso di avere, grazie all'aiuto del nuovo dirigente dei servizi sociali, ma grazie all'aiuto dei dipendenti comunali, di avere fatto queste iniziative e dato una risposta concreta e vera alla città. Per accedere ai voucher semplicemente bisognerà collegarsi alla piattaforma presente sul sito del comune Social Bonus, indicare lì tutti i dati anagrafici richiesti. Una volta stampato il modulo di domanda si potrà riallegare tramite una scansione e inviare all'indirizzo mail predisposto, o chi ha delle difficoltà a presentare direttamente al protocollo del comune la domanda. Detto questo, raccomando che può fare la domanda solo un componente del nucleo familiare, che sia il capofamiglia.
o che venga delegato da parte del capo di famiglia un altro componente. È importante questo perché sono arrivate tante domande che poi sono state scartate. Un solo componente per il nucleo familiare e il capofamiglia, quindi attenzione anche a queste dinamiche che consentono agli uffici di lavorare meglio.